L'elenco dei furti nella Marca, ieri sera ladri a Ponzano, in una villetta scardinata la cassaforte a colpi di mazza, poi abbandonata sul posto, rubato tutto l'oro, spariti i ricordi della nostra gioventù, racconta il proprietario. Il video della spaccata, lampo alla Pegaso Argenti di via Garibaldi a Conegliano, i ladri hanno agito in appena 1 minuto e mezzo, danni per un bottino minimo. Morto anziano di 88 anni di Povegliano, finito con la macchina contro un albero, probabile un malore, e martedì a San Polo i funerali della 77enne deceduta ieri nel frontale contro un camion. Auto alimentata a GPL finisce fuori strada in Pedemontana all'altezza di Montebelluna e prende fuoco, paura per i 5 giovani a bordo. Commerciante colta da malore, viene soccorsa dalla farmacista che usa il defibrillatore donato al comune dalla stessa farmacia. È successo ieri mattina a Paderno di Ponzano. Raffica di reazioni all'annuncio delle dimissioni di Carlo Rappicavoli da direttore generale della provincia. In molti vedono un segnale politico da parte di Fratelli d'Italia. Il neopresidente dice nessun siluramento. Parliamoci a cena, il San Valentino alternativo del centro della famiglia. Le coppie durante la cena riceveranno dei bigliettini con frasi pensate per stimolare il dialogo e la riflessione sulla vita a due. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque lo avete sentito anche dai nostri titoli, si allunga davvero di giorno in giorno la lista, l'elenco dei furti perpetrati nella Marca trevigiana. Ieri sera ladri a Ponzano Veneto, in una villetta è stata scardinata la cassaforte con una mazza da muratore che poi i proprietari hanno ritrovato sul posto. Rubato tutto l'oro, sono spariti i ricordi della nostra gioventù, ha detto con sconforto il padrone di casa. Via Morganella Est, Ponzano, una lunga strada tra villette e campi agricoli, e questo è l'obiettivo scelto dai ladri per entrare in azione venerdì sera. Chi li vedrà scappare parlerà di 3 uomini incappucciati vestiti di nero. Sono loro i responsabili di un furto nell'abitazione di una coppia di cinquantenni. Marito e moglie sono fuori quando intorno alle 19:30 lui riceve la telefonata di un vicino che gli chiede se sono in casa, visto che sente forti rumori provenire da là. Quando l'uomo risponde di essere fuori a cena, alcuni residenti escono in strada a controllare. Potrebbe essere stata proprio la loro presenza a mettere in fuga i malviventi, che nel frattempo però avevano già messo a soqquadro la casa. Usando questa scala prelevata dal garage del padre del proprietario deceduto pochi giorni fa, si sono arrampicati al primo piano, iniziando dalla zona notte. Cassetti e armadi aperti alla ricerca di oro, spariti gioielli e bigiotteria. A questo punto si spostano al piano terra e vanno direttamente in questo sgabuzzino, dove trovano la cassaforte. In mano diversi arnesi, alcuni trovati proprio in casa. Usate mazze da cantiere edile e alcuni arnesi fatti a mano. L'anello di fidanzamento della moglie, quello per i suoi 50 anni e poi tanti altri regali per le diverse ricorrenze finiti nel bottino dei ladri. Sono spariti i ricordi dal 94 che ho conosciuto mia moglie fino a ieri sera. Purtroppo la nostra gioventù è andata in fumo. I 3 scappano tra i campi e le abitazioni, di loro nessuna traccia quando sul posto arrivano i carabinieri. Nella coppia rimane un mix di sentimenti tra rabbia, tristezza e soprattutto paura. Siete riusciti a dormire stanotte? No, purtroppo no. Il pensiero è che dobbiamo adeguarci a fare altro, salvaguardarci. E poi c'è la consapevolezza di quello che sarebbe potuto accadere se marito e moglie in quel momento fossero stati in casa. Conoscendomi avrei reagito perché mi conosco e avrei fatto di tutto per salvaguardare la mia proprietà. Nei prossimi giorni, racconta l'uomo, faremo dei lavori, poi lancia quello che suona a tutti gli effetti come un avvertimento. Siamo stati segnati e speriamo che non accada più in futuro e almeno non ci troveranno impreparati stavolta, lo prometto. Dai furti in casa ai colpi nelle attività commerciali, spaccata la Pegaso Argenti in via Garibaldi a Conegliano, i ladri hanno agito in appena 1 minuto e mezzo, anche qui molti danni per un bottino minimo.
ho l'attività da 30 anni e mai è successo niente. Prima volta che ho avuto questa intrusione violenta con danni. Qualche episodio nell'attività di taccheggio, ma credo che capiti a tutti quanti. E invece questa volta è stato qualcosa di più. È partito l'allarme alle 4:20. Mi è arrivata la telefonata e sono partito subito da casa. L'allarme avvisa anche i carabinieri. Quando sono arrivato c'era già la pattuglia dei carabinieri, siamo entrati assieme, ho staccato l'allarme, siamo entrati assieme, abbiamo controllato e poi esaminato il video. Un video che non lascia spazio ad interpretazioni. I due incappucciati spaccano la porta a picconate nonostante il vetro antisfondamento. Entrano e prendono una collana sulla teca a destra, tutto in 1 minuto e mezzo. Le forze dell'ordine hanno poi inseguito i malviventi senza intercettarli. E poi è arrivata la conta dei danni, come di prassi, molto più ingenti del bottino raccolto. Esatto, sì, i danni sono stati notevoli perché ci sono tutti i vetri antisfondamento con dei requisiti che la questura chiede per queste attività e i costi sono notevoli. Il furto è stato contenuto. La gente sicuramente non di mestiere che ha visto la collana bagnata d'oro si è fatto prendere e magari doveva fare il regalo amorosa, magari, no? Visto che era San Valentino. Mettiamola così perché in realtà i danni ci sono e devo solo ringraziare i fratelli Antoniazzi che in giornata mi hanno rifatto il vetro. La prende con filosofia il titolare, anche se resta l'amaro in bocca e nonostante l'episodio si sente comunque tranquillo per le strade di Conegliano. Comunque non mi sento in pericolo, mi sento sicuro, ci sono sempre i carabinieri, polizia che gira, vigili urbani, sono in contatto sia con il comandante della questura che con i carabinieri, se c'è qualcosa sono sempre pronti. Io sicurezza la trovo, non vivo in sicurezza, ecco. La sera non c'è nessuno, nel periodo invernale non c'è nessuno per le strade e quando chiude il negozio vado a prendere la macchina, c'è sempre pochissima gente, ma non ho mai avuto motivo di sentirmi insicuro. Si trovava agli arresti domiciliari, tra l'altro per la spaccata ai danni della farmacia di San Liberale, ma un ventenne è evaso più volte. Da qui l'aggravamento della misura, è finito in carcere. Intanto si continua a indagare sulla scia di furti che aveva interessato la città, soprattutto durante l'autunno scorso. Impenitente quanto imprudente, senza dubbio spavaldo, tanto da violare più volte il regime di arresti domiciliari cui era stato sottoposto quale misura cautelare dopo un rosario di accuse e contestazioni, su tutte l'aver fatto parte della banda autrice della spaccata shock dell'ottobre scorso alla farmacia di San Liberale e di un furto in abitazione avvenuto qualche settimana dopo, sempre a Treviso città. 2 episodi circoscritti per i quali ci sono gravi, precisi e concordanti elementi di prova raccolti dalla squadra mobile di Treviso coordinata dalla procura. Il giovane in particolare aveva lasciato dietro di sé tracce di sangue ferendosi proprio con la vetrata della farmacia mandata in frantumi e questo dopo aver usato un'auto rubata come ariete. Dopo l'identificazione la misura degli arresti domiciliari violata nell'arco di 1 mese e mezzo più e più volte, soprattutto nelle ore notturne. Una vera e propria sfida nei confronti delle forze dell'ordine senza considerare l'alto rischio di recidiva. Da qui l'ulteriore stretta con il GIP di Treviso che ha disposto l'aggravamento della misura. Per il ventenne si sono così aperte le porte del carcere di Sant'Abona mentre si continua a indagare sui complici e sugli altri furti avvenuti tra ottobre e novembre in città, compresa un'altra spaccata, quella ai danni della pizzeria da sport Pizzalonga. Adesso andiamo alla cronaca dalle strade perché c'è stata un'altra vittima dopo l'incidente mortale di ieri pomeriggio a San Polo di Piave. Oggi intorno alle 15:30 a Giavera del Montello a perdere la vita è stato Benito Nardi, 88 anni, di Povegliano. Da una prima ricostruzione l'anziano al volante della sua Lancia Y stava rientrando a casa quando sarebbe stato colto da malore perdendo il controllo dell'auto che è finita contro un platano. Quando i sanitari del SUEM insieme ai vigili del fuoco sono arrivati in via Nogariole per il pensionato non c'era più nulla da fare. Benito Nardi, ex impresario, lascia 2 figli. Oltre alla passione per il ciclismo era un grande amante della storia locale, collezionava infatti cimeli legati al mondo agricolo, attrezzi, macchinari, anche un piccolo aereo. E invece vedete qui l'epigrafe: saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa di San Polo i funerali di Regina Buora, la 77enne morta ieri pomeriggio dopo che la sua auto si
si è scontrata frontalmente con un camion. La procura ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sull'incidente. Anche in questo caso, tra le ipotesi, c'è quella che l'anziana sia stata colta da un malore finendo sulla corsia opposta dove stava sopraggiungendo il mezzo pesante all'altezza della rotatoria di via Ormelle. E adesso andiamo invece alle immagini dell'auto alimentata a GPL che è finita fuori strada questa mattina presto in Pedemontana all'altezza di Montebelluna. Ha preso fuoco, paura per i 5 giovani a bordo. Hanno corso un grosso rischio i 5 occupanti dell'auto alimentata GPL che poco prima delle 6 del mattino si sono schiantati sulla barriera laterale della superstrada pedemontana veneta all'altezza di Montebelluna. L'impatto è stato così violento che il serbatoio della vettura si è staccato, finendo a diversi metri dalla scocca, avvolta in pochi istanti dalle fiamme. I 5 giovani stranieri all'interno, miracolosamente illesi nell'impatto, sono usciti da soli dall'abitacolo mettendosi in salvo. Di lì a pochi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 equipaggi, uno da Montebelluna, l'altro da Treviso, insieme all'autobotte. 2 i fronti su cui hanno subito operato. Da una parte lo spegnimento del veicolo, dall'altra il contenimento del serbatoio GPL che poteva costituire a sua volta un pericolo. Sul posto anche la polizia stradale per la gestione della viabilità e gli operatori del SUEM 118. Lungo la superstrada è stato necessario ridurre le corsie aperte al traffico e bonificare l'area, operazione che ha richiesto diverse ore. E un altro grave incidente si è verificato questa mattina a Villotta di Chions. Ad avere la peggio è stata una coppia trevigiana. Il marito è stato portato in ospedale a Pordenone, la moglie invece in elicottero a Udine. Grave incidente questa mattina a Chions nell'intersezione tra via Cividale e via Italia. Secondo le prime ricostruzioni da parte dei carabinieri di Azzano Decimo, alla base del violento impatto ci sarebbe stata una mancata precedenza tra 2 autovetture. Un uomo di 68 anni del posto, immettendosi da via Cividale, ha centrato l'auto guidata da un 69enne di Motta di Livenza, con a bordo anche la moglie. Ad avere la peggio è stata proprio la coppia trevigiana. L'uomo, rimasto ferito, è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale di San Vito al Tagliamento, mentre la donna di 55 anni è stata ritrasportata all'ospedale di Udine. Nonostante le ferite riportate, fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto i militari dell'Arma hanno lavorato a lungo per i rilievi e il ripristino della viabilità nel corso della mattinata. Commerciante colta da malore viene soccorsa dalla farmacista che utilizza il defibrillatore donato al comune dalla stessa farmacia. È successo ieri mattina a Paderno di Ponzano. Lunedì questa teca tornerà ad ospitare il defibrillatore, risultato fondamentale venerdì mattina per soccorrere una commerciante di Paderno di Ponzano. La donna, 50 anni, è all'interno del suo locale quando viene colta da malore. Il figlio si accorge della madreterra priva di sensi e corre verso la vicina farmacia chiedendo aiuto. Fortunatamente dalla scorsa estate lì è presente un defibrillatore donato al comune dalla stessa attività. Una delle dottoresse preleva dalla cassetta il dispositivo e raggiunge la donna. Le pratica il massaggio cardiaco e utilizza il defibrillatore. Sono minuti concitati. Nel frattempo arrivano anche i sanitari del SUEM che trasportano la cinquantenne al Caffoncello. Fondamentale in quella circostanza la presenza del macchinario, come spiega il titolare della farmacia Luca Mattighello, particolarmente sensibile alla tematica avendo perso anni fa il papà proprio a causa di un infarto. Il giorno d'oggi è fondamentale secondo me avere all'interno del comune, quindi a livello per la popolazione, un apparecchio così importante per la salvaguardia della nostra vita, e la formazione è altresì importante. E noi come farmacia abbiamo i nostri ragazzi, le nostre farmaciste sono formate, ma è importante che anche il resto della popolazione venga informata e sia formata su questo. Tutte le frazioni di Ponzano sono dotate di defibrillatori donati dalle farmacie. Ora il comune è pronto ad un ulteriore passo. Già programmato vari incontri sul territorio appunto per il corretto utilizzo del defibrillatore. Faremo quanto prima questi interventi sul territorio che prevedono anche interventi e corsi di primo soccorso che avevamo fatto già molto tempo fa e che è bene riprendere a fronte anche di questa situazione. La farmacista, ancora provata da quanto accaduto,
oltre alla preparazione nell'uso del defibrillatore, è stata capace di mantenere i nervi saldi di fronte ad una situazione di emergenza. Principalmente sangue freddo, perché la preparazione è fondamentale, ma non è detto che in quel momento il sangue sia freddo. La nostra dottoressa è stata molto brava. E adesso il pensiero di tutti è rivolto al reparto di terapia intensiva, dove la cinquantenne è ancora ricoverata, le sue condizioni restano gravi. Il pensiero va alla commerciante, a cui auguriamo ogni bene, speriamo nel buon Dio che anche lui faccia la sua parte, visto che quello che potevamo fare grazie alla farmacista e alla farmacia è stato fatto. Cambiamo tema, si concluderà domani in cattedrale a Treviso con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Michele Tommasi, la 3 giorni della pastorale giovanile intitolata Mi illumino d'impegno. Oltre 150 tra ragazze e ragazzi che hanno lasciato da parte la virtualità digitale per la concretezza del confronto diretto e del servizio agli altri. Giovani a pranzo al villaggio sociale della cooperativa Solidarietà di Treviso. È solo un momento di Mi illumino d'impegno, una 3 giorni organizzata per oltre 150 adolescenti dalla pastorale giovanile della diocesi di Treviso. È un percorso, potremmo dire così, che sfrutta tutte le dimensioni della persona, dalla sua formazione, ieri con dei laboratori sul linguaggio, oggi con le mani in pasta, in tante strutture dove sono ospitate persone con fragilità, case di riposo, CEIS, strutture per la disabilità, ecco. E domani invece con il Vescovo un incontro di preghiera, quindi davvero è un ensemble di tante cose. Temi importanti e attualissimi quelli affrontati a partire dal bullismo e dalla violenza giovanile. I 3 linguaggi che abbiamo utilizzato, sì, linguaggio delle emozioni, linguaggio del corpo e comunicazione non ostile, in effetti cercano di veicolare quell'aggressività che per certi punti di vista è normale in un adolescente. Quando il giovane non trova, il ragazzo non trova un modo per poterla dire, non si sente ascoltato, non riesce a manifestarla in modo positivo, questo può prendere strade allora sì, negative. Ecco allora l'altra strada, fatta di impegno e riflessione, di contatto diretto con altre realtà. Matteo, cosa ti porterai a casa dopo questi 3 giorni? Mi porterò a casa la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono e anche di aver fatto nuove esperienze e portare un aiuto alla comunità. Una visione del mondo diversa da quello che noi consideriamo la normalità, quindi come anche magari l'esperienza di volontariato dell'anno scorso che abbiamo fatto la scorsa estate potrebbe rimanerci dentro per i prossimi anni. Un'esperienza di realtà e non di virtualità. Ma tu usi il telefonino? Sì, di solito sì. Secondo te questa è realtà e l'altra virtualità? Qual è delle due dove si sta meglio? Secondo me è quello fisico, perché comunque è virtuale, anche se parli con una persona non puoi capire bene cosa esprime se è per messaggio, e invece anche guardando come si muove, come ti parla proprio, si può capire anche quello che sta provando. Quasi una rivoluzione per generazioni piegate all'artificialità del telefonino. Un mondo che altrimenti per loro è solo virtuale. Un mondo che è virtuale, direi così, in un certo senso anche un po' ghettizzato, e questo apparire dei social, no? Dove è ammesso solo ciò che è performante, solo ciò che è di successo, solo ciò che è bello, solo ciò che è perfetto. Ecco, devo toccare con mano che la fragilità fa parte dell'umanità, non solo degli altri, ma della nostra. Un'esperienza di consapevolezza dei ragazzi che diventa anche giudizio su alcune scelte degli adulti, come per le zone rosse antimaranza. Secondo te le zone rosse sono una risposta? Secondo me istigano solo di più alla violenza nel centro storico, e la soluzione è capire realmente i giovani, le loro difficoltà. Quindi l'obiettivo è creare una nuova comunità di giovani e un ascolto da parte degli adulti di noi. La politica adesso, perché sta scatenando tutta una serie di reazioni, l'annuncio è arrivato ieri delle dimissioni di Carlo Rapicavoli da direttore generale della provincia di Treviso. Molti ci vedono un primo segnale politico da parte di Fratelli d'Italia. Il neopresidente dice nessun siluramento. Presidente, ma cosa ha deciso di silurare Carlo Rapicavoli? No, un'affermazione di questo tipo proprio non la posso accettare. Non ho silurato proprio nessuno e anzi diffido chiunque da dire una cosa simile. Non lascia spazio a interpretazioni il neopresidente della provincia di Treviso, spegnendo sul nascere quelle che definisce illazioni prive di ogni fondamento. Il caso è nato venerdì durante il saluto ai dipendenti del Sant'Artemio, accompagnato all'annuncio del passo indietro dello storico direttore generale.
In queste prime 2 settimane, in una fase di riorganizzazione dell'ente, è stata una decisione che abbiamo preso in comune accordo con il dottor Rappicavoli, sentendo anche quelle che sono le esigenze del segretario e pertanto verrà nominato anche un nuovo segretario. Si è deciso di intraprendere questa strada qui. Insomma, un avvicinamento ai vertici verso un nuovo segretario, mentre per Rappicavoli un generico ruolo dirigenziale. Decisioni che hanno subito animato il dibattito politico, tutto quasi schierato a favore dell'oramai ex direttore. Rappicavoli pagherebbe il suo percorso con i presidenti della Lega, Zaia, Muraro e Marcon, mentre per altri è solo la prima diretta conseguenza dell'arrivo di Fratelli d'Italia al vertice di un ente che, dopo aver rischiato la liquidazione, ora potrebbe presto riacquisire potere, tornando a elezione diretta, ma soprattutto riottenendo gran parte delle competenze finite in regione. Ma queste sono interpretazioni politiche. Di concreto c'è questo post di Carlo Rappicavoli pronto a valutare nuove proposte di servizio e come il neopresidente Donadelli intende procedere per la futura dirigenza della provincia. Quindi adesso come si procede? Adesso, una volta fatta la selezione per il nuovo segretario, a quel punto poi in un'ottica di riammodernamento della provincia si capirà se nominare un nuovo direttore. A Conegliano adesso, perché è sicuramente un regalo di San Valentino da record, quello della Lancia Fulvia, che da oggi è parcheggiata all'interno del Cerletti proprio di Conegliano. Il primo record è per l'età degli innamorati, Angelo Fregolent di 99 anni e Bertilla Modolo di 89, poi per l'anno di costruzione della vettura che resiste da 62 anni e che dopo 4 anni di restauro ha tutta l'intenzione di testimoniare una storia d'amore iniziata nel 70, quando Angelo iniziò a utilizzarla per la sua attività di edicolante. Dal 74 divenne di fatto un magazzino all'aperto parcheggiato davanti al negozio e fino poi alla chiusura dell'attività, una storia che l'usura del tempo non ha cancellato e che proprio nel giardino del Cerletti ora è un esempio per i giovani e monumento all'amore e alla fedeltà. E su questi temi noi rimaniamo, perché andiamo a parlare del San Valentino decisamente alternativo che è stato organizzato per questa sera al Centro della Famiglia. Siamo a San Niccolò. Le coppie durante la cena riceveranno dei bigliettini con delle frasi pensate per stimolare il dialogo e la riflessione sui temi che riguardano proprio la vita a due. Abbiamo pensato che alle persone che si vogliono bene serve soprattutto tempo dedicato e tempo di qualità. Allora abbiamo offerto quasi per sfida l'occasione di fare una cena per le coppie che hanno interesse e in questa cena offrire qualcosa di prelibato, curato, in spazi graziosi ed eleganti, ma soprattutto anche di offrire strumenti per il dialogo e per il confronto. Ecco, molto spesso oggi le coppie si vogliono bene ma non hanno il tempo e gli strumenti per confrontarsi e rafforzare le loro prospettive e la loro storia. 20 coppie tra fidanzati e sposati si ritroveranno nella grande sala da pranzo di via San Niccolò. Oltre alla cena romantica preparata dai volontari del centro, arriveranno al tavolo biglietti con frasi pensate per stimolare il dialogo e la riflessione sui temi che riguardano la vita a due, spunti per invitare a raccontarsi in modo magari più intimo, o superare conflitti o programmare magari un bimbo. L'iniziativa, chiamata Parliamoci a cena, è andata subito sold out. Allora sì, non ci aspettavamo questo, immaginavamo insomma un numero molto contenuto, 4-5 coppie, gli spazi ci limitano a 18-20 persone perché insomma ci vuole anche un po' di intimità, non sentirsi in una grande piazza ma sentirsi un po' dedicati. Abbiamo raggiunto tutti i posti disponibili, quindi l'anno prossimo dovremo pensare di farlo in 2 location separate. Ma la cosa ancora più sorprendente è che non ci saranno solo giovani seduti al tavolo. Questa è la cosa sorprendente, l'amore non ha età, il desiderio di prendersi cura di relazione di coppia è in tutte trasversale. Abbiamo coppie più avanzate negli anni, anche insomma oltre i 50 e anche coppie giovanissime di 20 anni. Ci fermiamo adesso per un velocissimo break, a tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora, stavamo parlando di San Valentino, lo decliniamo sotto un altro aspetto.
intanto c'è stata proprio la messa in onore del santo oggi nella chiesa di Sant'Agostino a Treviso, che custodisce una statua di San Valentino di 200 anni, chiesa che tra l'altro di recente ha visto il gruppo dei padri ortodossi lasciare la struttura dopo oltre 15 anni. Era, diciamo, l'unica, una delle pochissime chiese che potessero essere state alla domenica affidate ai padri, agli ortodossi. E praticamente da quella data lì fino a tutto dicembre 2025 loro hanno celebrato le loro devozioni e ora hanno avuto la possibilità di trovare una chiesa più adatta a loro, con più possibilità e anche unica, diciamo. La signora Maria Teresa conosce ogni pietra della splendida chiesa barocca di Sant'Agostino. Da 27 anni ne è la custode e nel tempo ha visto anche la chiesa ospitare le celebrazioni dei padri ortodossi che dal 2009 svolgevano qui le loro funzioni. I padri dal 1 gennaio si sono trasferiti fuori città e la chiesa ora tornerà a svolgere anche altre attività come accogliere i bambini malati di epilessia. San Valentino infatti non è solo il patrono degli innamorati ma anche il protettore delle persone che soffrono di questa malattia e sotto la statua antica di 200 anni presto arriveranno i piccoli malati. E adesso praticamente cerchiamo pian piano di riprendere un po' alla volta, visto che c'è più libertà, diciamo, di agire, siamo più come era prima. Proprio nel giorno di San Valentino, padre Ottavio ha rivolto l'ultima preghiera al santo, invocando la protezione a sostegno delle coppie e dell'amore, vera forza trasformatrice del mondo. Non sappiamo se nella sua giovinezza sia stato fidanzato, questo non lo sappiamo. Sappiamo però una cosa con certezza, che ha creduto nella forza dell'amore. E questo è bello, perché l'amore può tutto, può, come dire, smontare tutte le difficoltà, superare tutte le prove. Allora rivolgersi a San Valentino, che era rafforzato dall'amore di Cristo, e questo è, come dire, espressione e forza di un qualche cosa di grande che ci prende nel cuore, prende nello spirito, prende nelle azioni e trasforma le relazioni. Ecco, io auguro a tutti i fidanzati, ecco, di credere nella forza dell'amore. Volontariato perché i 9 componenti del direttivo dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi hanno rieletto Mirella Tuzzato presidente. Continua dunque il suo grande impegno verso i più fragili, cittadini e famiglie in difficoltà, dal Banco Solidale del Sant'Artemio alle tante iniziative che vedono l'associazione al fianco di chi ha bisogno. E dunque Mirella Tuzzato confermata presidente alla guida dei Veneti Schiacciati dalla Crisi. E adesso noi andiamo alle notizie dal Bellunese. La cronaca in apertura anche qui perché la polizia ha potenziato i controlli durante le Olimpiadi Milano-Cortina. Ci sono stati 2 arresti, uno riguarda un ladro giovanissimo sorpreso a rubare in un'abitazione per cercare di scappare, ha picchiato il padrone di casa. 2 arresti nel Bellunese, il primo il giorno 9 a Belluno, colpevole un ragazzo che stava rubando in casa di una famiglia. È un arresto per rapina impropria a carico di un soggetto italiano neomaggiorenne incensurato, che l'intervento è nato a metà pomeriggio quando un signore bellunese, rientrando presso la propria abitazione, ha visto che la porta di casa era semiaperta e vi era appoggiato uno zaino che non ha riconosciuto come familiare. A quel punto, salendo di sopra nella camera del figlio, ha trovato uno scenario non molto rassicurante. Tutti i cassetti erano stati aperti e rovistati e vi era la presenza di un ragazzo che lui non conosceva, che alla sua vista si è allontanato. Lui ha cercato di bloccarlo mentre chiamava il numero di emergenza, ne è scaturita una colluttazione all'esito della quale il proprietario di casa ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e la frattura di una costola. Il 19enne bellunese, incensurato, è stato tratto in arresto per rapina impropria, si era impossessato di 2 profumi di marca e denunciato per i reati di lesioni personali.
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Alla fine dell'udienza di Convalida è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma. La sera successiva una pattuglia della polizia stradale aggregata da Napoli a Venezia in occasione dell'evento olimpico si è invece fermata per soccorrere un furgone Iveco Daily fermo in un'area di sosta. All'altezza del comune dell'Alpago, sulla A27 direzione Venezia, si sono fermati per dare ausilio a un furgone che era in panne su una piazzola di sosta. E vi erano 2 soggetti all'interno del furgone, entrambi giovani di nazionalità albanese, e in particolare alla richiesta di documenti il soggetto seduto sul posto del passeggero ha mostrato un atteggiamento abbastanza insofferente e ha cercato di occultare alla vista degli operatori un borsello che aveva addosso a sé. A quel punto gli operatori insospettiti hanno proceduto ad un controllo più approfondito, una perquisizione, e all'interno del borsello è stata rinvenuta una pistola Beretta 98F carica e pronta all'uso, perché al suo interno era inserito un caricatore con ben 11 cartucce, e nello stesso borsello è stato rinvenuto anche un tirapugni in ferro di colore dorato. La pistola è risultata essere provento di un furto in abitazione del 2018 in provincia di Treviso. Il 29enne albanese, residente nella stessa provincia, è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di arma da sparo, nonché denunciato per ricettazione e per il reato di porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. Su disposizione del PM di turno è stato condotto presso la casa circondariale del Baldiniche e quindi sottoposto ad arresti domiciliari. Stupefatto l'altro albanese, qui non è stato contestato reato alcuno. Parliamo di Olimpiadi adesso, gare e non solo. Allora andiamo sul home page del Gazzettino per una notizia uscita da poco. Allarme bomba a Cortina durante appunto la nuova giornata olimpica. Artificieri e cinofili in Corso Italia per una valigetta abbandonata. Si è rivelato un falso allarme, ma l'area è stata naturalmente circoscritta con la fettuccia evacuata in attesa delle verifiche del caso. Tutto si è risolto per il meglio, ma questo dà anche l'idea del grado di attenzione e di allerta che c'è in queste giornate in punti sensibili come Cortina. E poi non pochi bellunesi, ma non solo bellunesi, si sono stupiti nel vedere che atleti che si sono infortunati a Cortina sono stati trasferiti e operati a Treviso e non all'ospedale San Martino. Naturalmente non da ultimo il caso della campionessa Lindsey Vonn, che proprio oggi a Treviso è stata nuovamente operata e che dovrebbe essere dimessa settimana prossima. L'ospedale San Martino di Belluno è ospedale olimpico, però quando ci fu il drammatico incidente di Lindsey Vonn, la fuoriclasse statunitense venne trasferita a Treviso, dove è stata operata 3 volte alla gamba fratturata. Poi c'è stato il caso ancora più grave dell'ettone Renas Grantis, ribaltatosi con il bob e salvato dalla paralisi grazie a un intervento avvenuto nuovamente a Treviso. Leggenda metropolitana vuole che Vonn, a causa del crociato rotto, avesse al seguito ortopedici di sua fiducia, mentre nel caso di Grantis ha pesato l'eccellenza della neurochirurgia trevigiana. A fare chiarezza è comunque il direttore dell'US Dolomiti, spiegando che dipende dall'entità dell'infortunio subito dall'atleta e che a decidere l'ospedale di destinazione è la cabina di regia olimpica che si trova a Milano. In casi di traumi maggiori e di politraumi, sì. Per quanto riguarda il resto, invece, la struttura ha avuto a che fare con tanti pazienti in questa prima settimana olimpica? No, allora noi dobbiamo distinguere quello che è appunto il percorso olimpico, quindi quello che riguarda gli atleti e la famiglia olimpica. Abbiamo avuto degli accessi che monitoriamo chiaramente ogni mattina, sia per quanto riguarda l'attività del villaggio olimpico, quindi nel nostro ambulatorio internistico odontoiatrico e con la farmacia anche. Abbiamo avuto qualche accesso per quanto riguarda il policlinico olimpico, sia per quanto riguarda il poliambulatorio e il pronto soccorso, e per quanto riguarda l'ospedale di Belluno ancora non è stato interessato. Così dunque il direttore generale. Noi adesso voltiamo pagina, andiamo alla cronaca sindacale con l'avvertenza Edim Bosch. Servono certezze, non nuovi esuberi, è quello che chiedono FIOM di Belluno. L'azienda ha informato le organizzazioni sindacali che il tentativo di vendita vedrebbe l'interesse di 3 attori industriali e che con 2 di questi le interlocuzioni sarebbero già in fase avanzata. Preoccupa fortemente
Finalmente la richiesta aziendale di attivare un ulteriore piano di uscite incentivate su base volontaria per 70 lavoratrici e lavoratori, di cui 20 nel sito di Quero. Ogni riduzione di personale, viene sottolineato, incide sulle competenze, sulla capacità produttiva e sul futuro industriale degli stabilimenti. Quindi continuano le vertenze nelle aziende del Bellunese, anche in questo caso alla Edim. Allora andiamo a Feltre adesso, perché ci sono state le dimissioni a sorpresa dell'assessore Alberto Curto. Chi lascia aveva deleghe importanti quali sicurezza, polizia locale, attività produttive e commercio. Colpiscono alcuni passaggi delle dichiarazioni di Curto, che parla di equilibri politici che per Feltre sembrano essere decisi altrove, con riferimenti più o meno espliciti a nome di rilievo di Fratelli d'Italia quali Urzi e De Carlo. Ora si annuncia la sostituzione con il consigliere Titton e si dovrà capire cosa vorranno dire queste dimissioni nella giunta del sindaco Viviana Fusaro. Quindi anche a Feltre c'è ribolle in giunta, in amministrazione, qualche novità. Chi non ha mai avuto problemi con lo SPID o con la cartella sanitaria? Snodi in quota è stato pensato anche per questo. Sentiamo di cosa si tratta. Snodi in quota, un servizio che in provincia di Belluno ha aiutato migliaia di persone tra pratiche digitali, bonus, opportunità e orientamento. Si tratta di una rete di sportelli diffusa sul territorio che negli ultimi mesi ha registrato oltre 3.200 accessi. I snodi sono 5, il progetto prevedeva 3 snodi, uno a Belluno che è stato aperto nel dicembre del 2024, uno ad Agordo e in Cadore che sono stati aperti invece nella primavera del 2025, ma poi vedendo le necessità territoriali abbiamo pensato di aprire altri 2 snodi, uno a Livinallongo e uno in Comelico, perché era necessario proprio raggiungere la popolazione tutta per avere un dato che fosse complessivo della nostra realtà territoriale. Il punto informativo di Belluno da solo ha raccolto 2.400 accessi. La fascia più rappresentata non è quella degli anziani come ci si potrebbe immaginare, ma quelle tra i 35 e i 59 anni, pari al 47% degli utenti. I giovani sono il 17% e si sono rivolti agli sportelli per informazioni soprattutto su lavoro e supporto digitale. Probabilmente una parte degli anziani si sono avvalsi dei nipoti della fascia generazionale più giovane e comunque anche la fascia adulta che abitualmente si confronta con computer, con soluzioni informatiche, ha avuto la necessità di relazionarsi con gli snodi. Le richieste maggiormente rivolte agli operatori hanno avuto come oggetto SPID, cartella sanitaria, bonus e pratiche amministrative. Il progetto si è concluso a fine 2025, ma il Comune di Belluno ha già deciso di avviare l'iter per un possibile rinnovo. Dobbiamo anche capire come si sono distribuite nei 46 comuni, perché probabilmente sarà da dare delle risposte diverse a seconda del territorio. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, naturalmente come sempre vi auguro una buona serata e una buona domenica. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci.